renderemo possibile ai cittadini di Castelfranco e di tutti coloro che vorranno venire a vedere una visione diversa, un punto di vista che non è mai stato possibile apprezzare grazie all'intervento che stiamo facendo. Come vedete, nella primavera prossima i lavori dovrebbero essere terminati e finalmente si potrà camminare sulla cinta muraria di Castelfranco Veneto. Una visuale nuova e meravigliosa a 360 gradi di Castelfranco è quella che si può ammirare dall'alto delle mura cittadine. Giovedì il sindaco Stefano Marcone è salito fino in alto per visitare il cantiere di restauro del quadrante nord-est, 120 metri del tratto dalla torre civica a quella del Giorgione. L'intervento riguarda il completamento della pulizia delle mura e il consolidamento del camminamento di ronda, risalente al XV secolo, con la posa di nuova pavimentazione a ciottolato con mattoni di recupero e delle balaustre in acciaio con l'obiettivo di renderlo nel futuro fruibile al pubblico. Importante scoperta durante la pulizia che ha riportato alla luce alcuni frammenti di affreschi posti sotto gli archetti dei modiglioni a sostegno del camminamento sommitale, la cui datazione non è ancora stata effettuata e che riportano presumibilmente delle croci e il leone marciano. Della scoperta è stata informata la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che sta seguendo i lavori di restauro, un intervento che procede secondo il cronoprogramma per un investimento di 1.290.000 euro. Abbiamo trovato una copertura da 880.000 euro dal Ministero della Cultura, abbiamo integrato con fondi nostri per altri 410.000 euro il quadro economico di questi lavori e come vedete stanno proseguendo. Pensiamo di aver fatto una buona spesa, aver fatto un buon investimento sotto il punto di vista culturale, turistico e non solo per la nostra città.